Benvenuti, oggi è giovedì 30 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:06 e tramonta alle 17:20. La luna si leva alle 7:55 e cala alle 18:31. Oggi si celebra Santa Martina e grazie a me stessa per essermi autoaugurata buon onomastico. Il nome Martina ha origine latina e significa sacra al dio Marte. Il 30 gennaio di ogni anno si celebra la giornata scolastica della non violenza e della pace. La scelta della data del 30 gennaio coincide con l'anniversario dell'omicidio di uno dei più grandi difensori della non violenza, della giustizia e della tolleranza tra i popoli, Mahatma Gandhi, leader nazionale e spirituale dell'India. Dal 1993, anno in cui l'ONU riconosce questa celebrazione, scuole ed istituti educativi di tutto il mondo organizzano diverse iniziative con narrazioni, canti e ricerche sul tema per far avvicinare anche i più piccoli. Sono 51 le candeline per l'attore inglese Christian Bale, che ha dimostrato la sua versatilità e il suo talento in numerosi film di successo. Bale ha iniziato la sua carriera da bambino, recitando nel film di Steven Spielberg, L'impero del sole, nel 1987. Alla fine degli anni 90 entra tra le star di Hollywood con il ruolo del serial killer Patrick Bateman in American Psycho, per il quale ha dovuto perdere molti chili. Bale è famoso anche per la saga del celebre supereroe di Gotham City, aperta nel 2005 da Batman Begins, diretto da Christopher Nolan. Bale ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per The Fighter. Festeggia 74 anni Phil Collins, il cantante, batterista e compositore britannico che ha venduto oltre 250 milioni di dischi in tutto il mondo. La sua carriera musicale inizia nel 1970 come batterista dei Genesis, una delle band progressive rock più famose degli anni 70. Ne diventa il cantante dopo l'abbandono di Peter Gabriel nel 1975 e contribuisce a rendere il gruppo più popolare e accessibile al grande pubblico. Negli anni 80 intraprende la carriera da solista. Collins ha anche recitato in alcuni film e serie TV, tra cui Miami Vice, Hook, Capitan Uncino e Buster. Compie 88 anni Vanessa Redgrave, la leggendaria attrice inglese che ha vinto un Oscar, 2 Golden Globe, un Emmy e un Volpi. Nel 1966 ha ottenuto il suo primo ruolo importante nel film Blow Up di Michelangelo Antonioni. Da allora ha recitato in numerosi film di successo, tra cui Camelot, Isadora, Maria Stuarda, regina di Scozia e Giulia. Redgrave ha anche una prestigiosa carriera teatrale, avendo recitato in opere di Shakespeare, Ibsen, Chekhov e molti altri. Il 30 gennaio 1873 Jules Verne pubblica Il giro del mondo in 80 giorni. Innumerevoli le trasposizioni del romanzo dal cinema alla televisione. Tra i film di maggior successo quello diretto da Michael Anderson nel 1956 con David Niven, che si aggiudicò 5 Oscar su un totale di 8 nomination. Ma esistono davvero le armi laser come quelle che si vedono nei film? Ma prima di tutto, come possiamo definire un laser? Il laser è un fascio di luce molto intenso. Potremmo provare a visualizzare questo fascio che, anziché aprirsi ad ombrello, come la luce che proviene dalle lampade che abbiamo in casa, ha una direzione ben precisa che gli permette di raggiungere altissime potenze.
Quindi in linea di principio la risposta è sì, i laser sono capaci di tagliare tessuti e superfici, ma non preoccupatevi perché anche in questo caso la scienza è riuscita a trovarne un'applicazione positiva ed è quella dei bisturi laser, utilizzati in chirurgia per interventi veloci, precisi e sicuri. Sono le 5 del pomeriggio del 30 gennaio 1948. Il Mahatma Gandhi esce in giardino per la consueta preghiera ecumenica, accompagnato da 2 pronipoti. Un fanatico indù radicale lo uccide con 3 colpi di pistola perché lo ritiene responsabile di cedimenti al nuovo governo del Pakistan e alle fazioni musulmane. Come ben sappiamo, i britannici sono molto conosciuti per il loro smisurato amore per il tè, che usano servire ben caldo alle 5 del pomeriggio. Il modo di dire di oggi si riferisce proprio alla bevanda nazionale inglese ed è "not my cup of tea", da non tradurre alla lettera con "non è la mia tazza di tè", bensì con "non fa per me". E questo è sicuramente un indice di quanto prendano sul serio la tradizione del tè. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è l'artista messicano Martín Ramírez. Oggi che le sue opere si trovano al Guggenheim di New York, che la sua produzione è stata oggetto di mostre prestigiose e i suoi disegni vengono venduti a caro prezzo, è considerato uno dei maggiori esponenti dell'arte messicana. Ma per gran parte della sua vita, Ramírez fu solo un pazzo internato in manicomio, diagnosticato come schizofrenico catatonico. Ci salutiamo con la frase del giorno. Franklin Roosevelt diceva: "Il solo limite alle nostre realizzazioni di domani saranno i nostri dubbi di oggi". E come ogni giorno vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi auguro un nuovo meraviglioso giorno sempre all'insegna della curiosità. A domani e buona giornata dalla vostra Martina.